Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video, spero che stiate bene. Oggi esperimento interessante, andremo a giocare contro il computer a forza massima e quello di chess.com arriva a 3200 punti elo, tenendo conto che il campione del mondo è sui 2880 sparato, non vorrei dire una cavolata, dopo controllo, quindi insomma, però non è che ci facciamo massacrare così volentieri. Gli diamo un handicap di un pezzo in meno. Gli diamo un handicap di un pezzo in meno e gli togliamo il cavallo della regina, dell'ala di donna. Facciamo carica e andiamo a giocare questa posizione contro il computer. Mi sarebbe piaciuto giocare col nero, perché io ho già dato tra virgolette l'handicap, ma non so come si fa, ho provato in tutti i modi, quindi sono costretto a giocare da bianco. Allora, Christian, massima concentrazione, perché qui posso fare le freccine, sì che bello, posso fare le freccine, ok. Guarda che figata, ragazzi, no ma che figata, non la sapevo sta cosa, cioè mossa dopo mossa, qui a lato, lui ti dice qual era la risposta migliore, dice D6 è buona e 6 sarebbe stata la risposta migliore, ma quindi se io adesso faccio una mossa, lui mi dice che è buona, mamma mia, ragazzi, ho scoperto un'altra cosa didatticamente importantissima, che mossa dopo mossa il computer ti dice qual era la mossa migliore. Donna di 3, no beh dai, donna di 3 è un'alternativa, non l'ho mai vista in vita mia e non penso sia buona. Siamo sicuri che... forse, ok, forse perché lui ragiona in base al fatto che non c'è il cavallo in B8. Però è interessante come strumento didattico. Bene, abbiamo scoperto una cosa nuova. Allora, lui è uscito con questo alfiere. Bene, quindi io potrei giocare subito C4, tanto lui non ha il cavallo con cui fare pressione, rompere le scatole. Secondo me un C4 così, secondo me, ok, ha cambiato subito. E a questo punto penso che potrei subito dare scacco riprendendo il pedone, perché come insegna il buon Andrea Stella, un pedone è un pedone. Anche se cavallo C3 sembra chiamare, però su questo lui cosa farà? Farà C6, no? Per consolidarsi, catturerò qui, a quel punto farà poi E6. Vediamo. Oppure gioco E3 tranquillamente, mi riprendo il pedone con l'alfiere. Perché no? Perché no giocare anche E3? Vabbè dai, giochiamo qualsiasi cosa. E io ho paura di quest'essere. Cioè ho paura che se faccio cavallo C3 mi giochi qualcosa di... Ma tanto dai, se cambia i pezzi in teoria vado in vantaggio. Se gioca tipo C5 che vuole cambiare tutto... No dai, non può farlo. Vabbè, va bene. Allora faccio quello che si riprende subito il pezzo, faccio l'avaro. No dai, perché bisogna fare gli avari. Vabbè, lo faccio, basta. Deciso così. Ok, dice che cavallo C3 era la migliore. A questo punto riprendiamoci il pedoncino. Ok. Bene, cavallo F6 è stata giocata, E6 diceva che era la migliore. Insomma, computer, sei a potenza massima e ti contraddici da solo. Mi fai quasi paura. Ora cavallo C3 chiama. Cavallo C3 chiama in modo molto potente. Va bene, e adesso lui giustamente vuole sviluppare questo alfiere, credo che lo metterà qui, per arroccare. Allora, dato che vogliamo arroccare anche noi, fianchettino no, fianchettino non va più bene. Il fianchettino non va più bene. Mi piacerebbe togliere questo alfiere per giocare 3. Se tolgo questo alfiere mi arriva donna B6, mi rompe le scatole su questo punto. E poi sono costretto a fare cose brutte tipo donna B3. Che secondo me non sarebbe male. Donna B3 non sarebbe male. Va bene, dai. Dai, cosa potrà mai accadere? Cosa potrà mai accadere? Su. Bene. Più 3.62, continuiamo a mantenere il vantaggio e questa cosa mi piace. Siamo in apertura, quindi va bene.
a questo punto io svilupperei l'alfiere. Potrei proporre un cambio con questo alfiere, il che non mi dispiacerebbe, detto proprio onestamente. Fatemi vedere se funziona la strategia cambista. Allora, questo è un pezzo molto, molto forte, molto attivo. C'è da dire che questo è il mio alfiere buono. Quindi se lo vado a mettere in D3 è un problema. È un problema. Allora, questo cavallo prima o poi andrà in D5, secondo me. Secondo me prima o poi andrà in D5. Alfiere 2 e poi cosa faccio? Una volta che ho fatto alfiere 2, cosa faccio? Devo fare poi cavallo H4 e lui viene... No, quell'alfiere qui non può venire, qui non può venire, qui non può venire. Ok, cambio il cavallo. Ma questa la posso fare subito allora. Faccio subito questa. Lui viene qui con l'alfiere. Non può venire lì perché se cambio il cavallo poi perde un pezzo. Quindi se faccio subito questa, cavallo H4, me ne frego dello sviluppo dell'alfiere. Se faccio subito questa, lui che potrà mai fare? Cioè si fa pappare il pezzo, anzi magari fa questa qui, mi fa un H6, no l'H6 è brutta, fa sta roba qui, secondo me magari si lascia anche impedonare e poi è pronto magari a spingere questo pedone. Mi aspetto di tutto da quest'essere, ma proprio di tutto. Allora, tutto dentro di me mi dice di giocare alfiere 2, una voce malsana mi dice di giocare alfiere D3 e un'altra voce più malsana ancora mi dice di giocare cavallo H4. Devo capire quale voce ascoltare. Ragazzi, voi cosa dite? Cosa mi suggerite in questa situazione? Io potrei anche cambiare i pezzi per continuare ad ottenere il mio vantaggio. Cioè a dire che non avere più l'alfiere campochiaro in questa situazione mi dispiacerebbe. Alfiere, se faccio alfiere D3 e lui gioca alfiere G4, come la mettiamo? Come la mettiamo? Quindi questa la scartiamo. Rimangono alfiere 2 e cavallo in H4. Cavallo in H4, alfiere G4, H3, l'alfiere torna indietro, il G4, mamma mia. Vabbè dai, facciamo alfiere 2. Alfiere 2, poi lui verrà qui anche col cavalluccio, che non è male. Non è male. Ho paura. Ho paura. Dai, alfiere 2, vediamo cosa dice. Alfiere 2 era la migliore. Sì, sì, sì. Bene. Torre C8. Torre C8 con l'idea di spingere C5. Questi sono problemi della vita. Allora, qui tu vuoi spingere C5, aprire, attacchi di scoperta sulla donna, quindi tutto dentro di me mi dice di rimuovere la donna da qui, tipo di metterla in B3, dove tra l'altro attacco qui. Perché se penso ad arroccare, tu mi giochi C5, è vero che poi su eventuali catture io posso catturare quella donna, alfiere C5, ma sì, forse in realtà sono solo più mie paure, perché su C5 poi tu catturi e io catturo con la donna. Tu che cosa puoi fare una volta che ho catturato con la donna? Puoi venire, non so cosa tu possa fare realmente. Allora, teniamo sempre conto, e questo va tenuto conto, che qui c'è un doppio attacco a Rajik su questo alfiere, mentre io lo difendo solo una volta. Queste cose sono da tenere in considerazione, sai, per il futuro. Sì, forse non fa paura, forse una mossa di questo tipo donna B3 sarebbe un po' passiva, perché è vero che attacco a questo punto, ma onestamente non glielo catturerei mai, perché lui può mettere la torre dietro e rifarsi sul mio pedone B2. Quindi onestamente un arrocco ignorante secondo me ci sta. Un arrocco ignorantino ci sta. Ci sta. L'altra che mi fa gola... Sì dai, arrocco. Così poi io collego le torri, sono libere. Sì, penso che in questa situazione sia buona. Penso che sia buona. Anche cavallo E5 è interessante. Anche cavallo E5 ha il suo perché. Però non prima di aver arroccato. Questo è quello che mi direbbe la teoria. Cioè alla fine, Christian,
Kasparov, Kasparov come ragionerebbe in questo punto? Arroccherebbe, dai. Non è che farebbe robe strane. Quindi immedesimati in un GM. I GM qui arroccherebbero. Aspetta, fammi vedere. B5 non l'ho presa in considerazione. Tutto bisogna prendere in considerazione. Tutto. Vado in B3. B4 mi fa andare via col cavallo. Vedi? Vedi? Mosse del Kaiser che uno non prende in considerazione. Ah, facciamo arrocco. Intanto ti arriva B5. E intanto vado via con la donna. E poi ti arriva B4. Devo andare via col cavallo. E col cavallo dove vado? Vado in A4 per prendere poi la casa C5. Sì, dai, va bene. Ok, arrocco corto e B5 mi ha giocato. Ragazzi, questo mi ascolta. Non solo è un'intelligenza artificiale, ma ascolta quello che dico. Ok, dai, donna B3. Donna B3 perché questa casa è minata dall'alfiere, questa dal pedone, questa dall'alfiere. Non è che ho troppe possibilità, amico Fritz. Ok, A6, si è consolidato. Finora stiamo giocando tutte le mosse migliori e sono felice, sono molto felice. È vero che ho un pezzo in più, ma sono felice comunque. Sono piccole soddisfazioni, lasciatemi godere. Adesso potrei giocare, no, A4. Non mi piace perché poi lui può fare questo e io non posso più andare qui col cavallo. Posso mettere sicuramente una torre su colonna semiaperta, che male non fa, e mi piacerebbe veramente riuscire a progettare una manovra per arrivare lì con un cavallo. Esempio, ma proprio per dire, tipo cavallo qui, cambio di cavallo qui e cavallo qui. Aspetta, fatemi ricalcolare bene, perché qui c'è bisogno di tempo, anche perché lui alla prossima fa C5, quindi è inutile che ora mi metto a fare piani filosofici, filosofali e robe varie, perché lui alla prossima fa C5, con l'idea di dare un po' di luce a questo alfiere, credo. No, ma forse no. Io che cosa posso fare dal punto di vista offensivo? Qui c'ho questo pedone, allora sì, qui bisogna metterci un cavallo, c'è poco da dire. Bisogna metterci un cavallo su C5, ma anche un cavallo su E5, onestamente ora non mi fa schifo, però lui fa questa, capito? Per questo non funziona, perché sono costretto a catturare e poi il mio cavallo da E5 perde il sostegno, quindi ora cavallo E5 non si può fare. Questo alfiere non sta facendo un tubo, quindi se questo alfiere non fa un tubo è un problema. O trovo il modo di metterlo su F3 dove almeno fa qualcosa, il che comporta togliere il cavallo da qui. C'era l'idea di cavallo H4, ricordate? Cavallo H4, alfiere G4, però poi si cambiano i pezzi, cioè, Dio, va bene cambiare i pezzi, No, questa non mi piace, dai, su. Questa non mi piace. Perché cavallo H4, vieni qui con l'alfiere, cambio dell'alfiere, cavallo, cambio dell'alfiere, ok, tu ti ritrovi con un cavallo in G4 e con una donna in E7 e io ho un cavallo in H4 tra l'altro attaccato dalla tua donna e non mi piace questa cosa. E non mi piace. Quindi questa è sicuramente da scartare. Torre C1 rimane sempre interessante. Potrei cambiare, spingere in E4 anche se indebolisco qui al centro e dopo lui sì che ha alfiere G4, torre D1, però ti miglioro la posizione dell'alfiere, in realtà ti faccio un grandissimo favore con questa mossa. Tu hai sempre a tua disposizione questi salti? No, questo non ce l'hai, ti arriva questa, sì, no, ce l'hai sempre anche questa. Però non voglio migliorarti la posizione dell'alfiere. Un'altra idea potrebbe essere veramente una torre on the face della donna che inibisce la spinta in C e che sostiene anche un alfiere D3. A quel punto, no, però lui mi arriva sempre con l'alfiere in G4 e mi fa l'inchiodatura sul cavallo. Però una torre in D1 e una torre in C1 secondo me male non stanno. E qui i grandi maestri dicono sempre di attivare tutti i propri pezzi, quindi andare ora a fare mossettine, manovre di cavallo di qua di lì credo che sia un po' prematuro, quindi credo che bisogna andare con tutti i pezzi. Quindi partendo dal presupposto che lui si è giocato a 6 non vuole giocare a 5 per sfondare di qui.
ha voluto solamente creare una struttura bella solida. Vorrà spingere C5, eventualmente se non lo blocco poi va in C4 e ha un'ottima posizione, quindi su C5 io devo catturare. Credo che una torre in D1 che inibisca C5 e robe varie ci vada bene. Quindi torre D1 sarà la mossa che giocherò, cavallo D5 e poi quel che succede succede, raga. Non è che uno può adesso prevenire tutto. Torre in F va in D1, la gioco, vediamo se è buona. A4 era la migliore. L'istinto, Christian, l'istinto bisogna seguire. Va bene, sbagliata non è, ragazzi. Adesso lui propone il cambio, che non farò mai perché, ripeto, se lui arriva qui con l'alfiere in F6, migliora la posizione di quell'alfiere, secondo me, di gran lunga, oltre che rendermi inefficace questo cavallo. Quindi, se non sbaglio, questo alfiere dovrà andare in G3. Oh, dice che era meglio catturare. Stessi azzeccando una, però è ottima. Alla fine, lui che cosa sta facendo? Alla fine fa sta roba qui, dove in combinazione con i pedoni bianchi e con l'alfiere scuro vuole togliermi tutte le case. Tra l'altro perdo la regina, ragazzi. Su A4 io perdo la regina perché non posso andare sul nero, non posso andare sul bianco e non posso neanche andare qui dietro. Attenzione, sto per perdere la regina. L'unico modo per non perderla è A4, al che favorirò la sua, questa qui. E perderò anche il cavallo? No, c'ho questa casa di... Mamma mia, che bruma. Ma posso ritrovarmi alla 13ª mossa con un cavallo in più in questa situazione? Ok, lui dice sempre più 3.80, va bene. Però parliamone. L'unica forse... Che tristezza. Alfiere per... Però a questo punto tanto valeva che lo facevo prima, ho buttato via... No, questa per principio ora non la considero, perché ho buttato via un tempo proprio. Per principio non la considero. Sì, a meno che io faccia A3, però su A4 questo significa andare qui con la donna. No, dai, non posso accettare queste cose. Non le posso accettare. Su A4 cattura di cavallo, magari vado a C5, ma su A4 lui spinge. Quindi A4 va fatta. A4 va fatta. Mi duole dirlo, ma A4 va fatta, se no qui perdiamo tutto. A4. Alfiere F6 era la migliore, ma perché? Perché? Ok, questo cavallo deve andare solo in B1, abbiamo detto, giusto? Che non ci sono altre possibilità. Grazie al Kaiser che è la migliore. Ok, adesso catturo, scopro l'attacco sulla donna e quindi lui farà probabilmente, presumo, un donna C7 e si riprende il pedone con assoluta calma. Giusto, no? Questa comunque non la può fare. Io potrei eventualmente pensare a un D5. No, non la posso pensare. Dovrei prima cambiare, poi giocare D5. Ma perché? Dai, cambiamo. Tanto la torre difesa 2 volte, credo che non può essere cattiva questa. Ok, era la migliore. Sono corto di spazio, ragazzi, mi so corto di spazio. Adesso avrei questa, che attacca la donna e la donna viene qui. Oppure semplicemente, tanto questa prima o poi va fatta, cavallo di 2 con l'idea di andare in C4 e attaccare questo punto. Cavallo di 2. Cavallo di 2 chiama. Anche se mi piace onestamente rompere il Kaiser qui. Quindi cavallo di 2. Cavallo di 2. Tra l'altro qui c'è un bellissimo posto per un po' di pezzi. Ho anche a disposizione cavallo D4. Ho anche a disposizione il cavallo D4, però magari lui me lo cambia. Sì, aspettiamo a fare cose strane. Cavallo D2 forse è la mossa che bisogna fare. Poi una volta che sarà arrivato qui con la donna o con l'alfiere che sia, torre C1. Dai, ci ha convinto. Mi sono autoconvinto. Anzi, attenzione che quando lui sarà... Quindi io faccio cavallo D2, lui sarà arrivato qui con la donna, torre C1, lui ha alfiere C2 e la vince lui questa sfida. Quindi forse non posso giocare ora cavallo B2, a meno che su questa io non giochi l'obbligata
cavallo C4. Obbligata, cavallo C4. Però poi è un giochino di pressioni e cose varie. È un giochino di pressioni perché lui vuole venire qui a darmi il doppio, giustamente, no? Giustamente. E quindi cavallo di 2, donna per, cavallo in C4. Lui potrebbe giocarmi alfiere G4 con l'idea di catturare, torre C1, però io sono anche felice, no? Torre C1, però poi ho lui, se un giorno io tolgo il cavallo, lui mi fa donna per, questo per, e potrei anche quasi prendermi il matto del corridoio. Forse questa, fra le tutte, no, non posso restare con un cavallo in B1, secondo voi? Secondo me non posso. Cavallo di 2, per forza. Cavallo di 2 e cavallo C4. Cavallo 2, cavallo C4, alfiere C2 comunque, donna per, B3, qui, cavallo D5. Secondo me lo perdo il pezzo comunque. Aspetta, fatemi calcolare bene. Cavallo D2, donna qui. Cavallo D2. Donna qui, cavallo C4. Alfiere C2 comunque. Donna C2, vabbè, cambiamo un pezzo così, no? Vabbè, dai, la faccio. Vediamo. Si scopre che è la migliore. Attenzione, attenzione. Scoperta sull'alfiere. Attacco su questo cavallo. Io credo che questa la debba giocare obbligatoriamente. Anche se ammetto che questa non mi dispiace. Questa non mi dispiace affatto, però questa non mi dispiace affatto. Devo capire quale mi piace di più. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!